Si allontana l'ipotesi di una secessione della Catalogna dalla Spagna. Il partito del governatore Artur Mas, che intendeva promuovere un referendum sull'indipendenza, è uscito fortemente ridimensionato dal voto anticipato. Da Barcellona la nostra inviata Barbara Gruden. El poble català Evidentemente il popolo catalano non è ancora pronto alla secessione, anche la leadership del nostro partito comincia a essere messa in discussione. Tra i sostenitori di Artur Mas e del suo partito Convergencia e Unió serpeggia la delusione. Il movimento centrista, convertitosi alla causa secessionista, ha infatti subito un duro colpo, 8% e 12 deputati in meno rispetto al 2010. E così, nonostante il fronte indipendentista abbia nel suo complesso ottenuto la maggioranza, il 57%, il cammino si fa molto difficile. Andremo avanti, annuncia Mas, ma abbiamo bisogno di allearci con le altre forze sovraniste e non solo per indire una consultazione sull'autodeterminazione, ma anche nella gestione politica quotidiana della Catalogna. Più facile a dirsi che a farsi. Le altre forze politiche favorevoli a un referendum, dagli indignati alla loro prima volta in Parlamento fino alla Esquerra Repubblicana, diventata secondo partito, tutti contestano le politiche economiche e sociali di Mas. E il fronte anti-indipendentista festeggia per il Partito Popolare, che ha visto lievemente aumentare i consensi, e per i socialisti che hanno subito un tracollo più limitato del previsto. Il sogno secessionista è già tramontato. Da Barcellona,